L'assessorato del turismo, artigianato e commercio sta lavorando tanto sull'aspetto, sul settore turistico, ma quale? Il turismo legato alla terra, alla nostra Sardegna, il turismo inclusivo, quello che promuove quindi l'artigianato, promuove il commercio, promuove tutte le attività correlate strettamente al turismo. Promuovendo appunto il turismo inclusivo, che è quello che vede il turismo legato a tutti i periodi dell'anno e quindi il Capodanno, Carnevale, Settimana Santa, promossi in maniera unitaria, così come abbiamo fatto recentemente, ci hanno dato un riscontro molto positivo praticamente copre tutti i periodi dell'anno. Ci sono diverse azioni di aiuti alle imprese artigiane dove appunto l'assessorato e comunque la Regione Sardegna sta investendo numerose risorse, per esempio quella dell'aiuto all'impresa artigiana con contributi in conto capitale e in conto interessi a valere della legge 949, che incentiva l'impresa con appunto contributi a fondo perduto per la ristrutturazione o l'ammodernamento o la ricapitalizzazione della sua azienda. Inoltre per promuovere e incentivare le imprese artigiane ha stanziato numerose risorse e in particolar modo approvando appunto la finanziaria 2025-27 sono state stanziate risorse per il passaggio generazionale, cioè al fine di favorire il mantenimento in vita delle attività economiche, valorizzando appunto i mestieri ed evitando di disperdere proprio le conoscenze, le esperienze del comparto artigianale, anche in connessione con progetti di ricerca, quindi di innovazione. È prevista anche la concessione di contributi per il conseguimento di certificazioni di qualità, patentini per lo svolgimento di attività specialistiche e soprattutto molto importante il riconoscimento IGP, che sono indicazioni geografica protetta dei prodotti artigianali. Sono state stanziate risorse per 750.000 euro nell'anno 2025. Cerchiamo di avere un rapporto diretto con le associazioni di categoria affinché loro promuovano tutto ciò che noi abbiamo, diciamo, in programma, in progetto, che loro riportino direttamente agli artigiani. Ci si può rivolgere anche direttamente alla Regione? Ci si può rivolgere assolutamente sì, direttamente alla Regione. Noi cerchiamo di fare una promozione capillare, però non sempre l'artigiano è così attento e la macchina amministrativa regionale riesce ad entrare proprio nella casa dell'artigiano direttamente, cosa che secondo me potrebbe fare più facilmente un'associazione di categoria come la Confartigianato o anche la Camera di Commercio, che ha il rapporto diretto proprio con l'artigiano.